Eder. Mac. Pallister. Caso Liliana Resinovic. Il presunto portachiavi sulla borsa era solo un riflesso? Nel fitto intreccio di elementi che circondano la scomparsa e la morte di Liliana Resinovic, un dettaglio apparentemente marginale è tornato al centro del dibattito. Il presunto portachiavi agganciato alla borsa che la donna portava con sé la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa. Alcune immagini risalenti al 2020, analizzate da osservatori indipendenti e diffuse in rete, sembrano mostrare che quello che per lungo tempo è stato considerato un portachiavi potrebbe in realtà essere solo un riflesso prodotto da una parte lucida della borsa stessa, di marca Laura Biagiotti. La natura brillante di alcuni elementi della borsa, infatti, può facilmente generare giochi di luce che a una prima occhiata possono essere confusi con accessori agganciati. Questa interpretazione, se confermata, avrebbe un impatto importante su uno degli interrogativi chiave del caso: la scomparsa delle chiavi di casa di Liliana. Al momento del ritrovamento del corpo, la donna aveva con sé una copia delle chiavi che, secondo quanto emerso, non era quella abitualmente utilizzata da lei e dal marito. Il mazzo principale, infatti, non è mai stato ritrovato. Una circostanza che ha spinto le autorità a consigliare al marito di Liliana, Sebastiano Visintin, di cambiare la serratura dell'appartamento. Il dettaglio del portachiavi, se davvero inesistente, contribuisce ad accentuare l'enigma sulle chiavi mancanti e sulla dinamica della scomparsa, aprendo nuove riflessioni sulle ultime ore della donna. Il caso Resinovic resta avvolto nel mistero, ma anche un piccolo dettaglio, come un riflesso scambiato per un oggetto, può fare la differenza in un'indagine in cui ogni indizio può essere determinante. Chiara Petrolini, rinvio a giudizio per l'omicidio dei 2 neonati sepolti nel giardino di casa. La Procura della Repubblica di Parma ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione di cadavere.
L'udienza preliminare è stata fissata per venerdì 16 maggio 2025 dal giudice per l'udienza preliminare, GUP. Le accuse e la dinamica dei fatti. Secondo gli inquirenti, la giovane avrebbe portato avanti 2 gravidanze in totale segretezza, senza che familiari o il compagno Samuel ne fossero a conoscenza. Il primo neonato, nato nel 2023, è stato seppellito nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo e scoperto successivamente dai carabinieri. Il secondo, partorito nel 2024, è stato rinvenuto il 9 agosto dello stesso anno, sempre nel giardino di casa. Le indagini medico-legali hanno sollevato dubbi sulla versione fornita da Petrolini, secondo la quale almeno uno dei neonati sarebbe nato morto. Le autopsie hanno evidenziato elementi che suggeriscono la possibilità che entrambi i bambini siano nati vivi e successivamente sepolti. Situazione giudiziaria e misure cautelari. Attualmente, Chiara Petrolini si trova agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia. In precedenza, il Tribunale del Riesame di Bologna aveva disposto la custodia cautelare in carcere, definendo la giovane come lucida e senza scrupoli. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, rinviando gli atti al riesame per una nuova valutazione della misura cautelare. La difesa e la richiesta di perizia psichiatrica. L'avvocato difensore, Nicola Tria, ha annunciato l'intenzione di richiedere una perizia psichiatrica per la sua assistita. Secondo quanto emerso, Petrolini avrebbe riferito di aver subito una violenza sessuale da parte di un amico 2 anni prima dei fatti contestati. Questo elemento potrebbe essere valutato nell'ambito della perizia per comprendere eventuali traumi psicologici pregressi. La sepoltura dei neonati. Nel marzo 2025 i 2 neonati sono stati sepolti nel cimitero di Traversetolo. Il padre, Samuel, ha provveduto a registrare i bambini all'anagrafe con i nomi di Angelo Federico e Domenico Matteo, organizzando una cerimonia funebre alla quale Chiara Petrolini non ha partecipato. L'udienza preliminare del 16 maggio sarà determinante per stabilire se Chiara Petrolini dovrà affrontare un processo per le gravi accuse a suo carico. La vicenda continua a suscitare profonda commozione e dibattito nell'opinione pubblica. Capisci? Io sono venuto da Avenzone, mi sono girato, mi sono posizionato davanti a lui, dopo sono sceso e scendendo l'auto era già funzionava. Al che mi sono avvicinato e lui con un fare sempre molto sbrigativo, adesso chiamo Jasmine, è già tutto a posto, tutto sistemato, tutto bene, ciao. Non ho pensato 2 volte, sono ripartito e tornato a casa. Molto veloci, molto rapido, infatti io penso che sia durato massimo 4 minuti, 3-4 minuti. Era molto agitato, cioè non era una persona tranquilla, non mi ha neanche chiesto grazie di essere venuto, ma tutto a posto, puoi andare, adesso ho visto, no, molto frettoloso quella cosa. Ho portato i cavi elettrici, non come dice lui, cavi da traino che l'ho trainato, non è vero niente. È difficile che uno rimanga in panne lì sotto, è un po' improbabile che abbia avuto un vero problema all'auto, perché lì c'è una discesa in un curva, sotto un sottopasso di una ferrovia, cioè mi pare molto strano, molto strano. Capisci? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.